3 di agosto esplose nella vecchia America la storia di 2 uomini uccisi dalla sedia elettrica, 2 uomini, 2 bravi italiani, in cerca di un più giusto domani. 2 uomini, 2 bravi italiani, in cerca di un più giusto domani. S'accornava scarpe, era il migliore in questo lavoro. Vanzetta era ambulante, trasportava il pesce con sudor. Nicola era partito dal sud, Bartolomeo dai campi del nord, pugliesi e piemontesi a viaggiare, nella città di Boston a emigrare. Sacco si sfamava lavorando nella fabbrica, Vanzetti insegnava ai poveri d'Italia e dell'America come dovevano lottare per guadagnarsi un po' di civiltà, per un futuro nuovo da dare ai poveri di qua e di là del mare. Ma l'odio dei giornali, dei padroni e delle autorità, gettato a piene mani contro gli immigrati italiani, con idee di giustizia e libertà, di amore, anarchia e dignità, li fece incriminare senza pietà, un insulto per l'intera umanità. Voi tutti che ascoltate le tristi note di questa canzone, alzate la voce per cantare insieme contro l'oppressione che dopo tanti anni ancora va sulle ali di una falsa libertà, che dall'America con i suoi squadroni regala solo morte e repressione. Sa che Vanzetti scrissero prima di lasciarsi ammazzare: credete sempre all'ideale, un giorno lo vedrete trionfare. Non ascoltate i giudici cialtroni che uccidono per conto dei padroni, non riusciranno mai a fermare la lotta che la terra cambierà.